Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta, caffè Lavazza Suerte 2x250 grammi a 5,99 €. Detersivo liquido Omino Bianco 35 lavaggi a 3,49 €. Tonno all'olio d'oliva Despar 8x70 grammi a 5,99 €. Passata Antonella 1 chilo con cartissima a 1,29 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Dal mare di Arbatax, dove il vento racconta storie di marinai, nasce la freschezza che portiamo ogni giorno sulla tua tavola. Pescheria da Nemo. Il meglio del pescato. Orate, spigole, gamberi, cozze e i crudité freschissimi nelle 1000 composizioni. E se non hai voglia di cucinare, Nemo seleziona per te i migliori antipasti, preparati e tantissime sfizioserie di mare pronte da gustare. Nemo Pescheria, la migliore che ci sia. Presso Eurospar Tortolì, in via Bertulotto 2. Non fartelo raccontare. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché, con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi con le comunali, unico centro ogliastrino al voto è Cardedu. L'8 e il 9 giugno alla corsa per le comunali 2025 partecipa una sola lista, che è il rinnovamento Cardedu del candidato sindaco Marcello Vacca. Inizialmente era stata presentata anche un'altra lista, quella dell'avvocata Maddalena Corrias con Forza del Popolo, ma è stata ricusata dalla commissione elettorale per la mancanza del numero minimo dei consiglieri. L'ostacolo di Vacca sarà quindi solo il quorum fissato al 50% più uno degli elettori. Marcello Vacca è caposquadra nel cantiere Forestas a Cardedu, 55 anni, amministratore comunale uscente. Abbiamo il piacere di averlo con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, si candida quindi come candidato sindaco alle comunali 2025. Come mai ha deciso di farlo e quali sono i punti cardine del vostro programma? Allora, ho deciso anche abbastanza in ritardo a febbraio, vedendo che non si riusciva a fare nessuna lista. Infatti sono a lista unica, perché non fa testo la lista di questo movimento di protesta, questa forza popolare, che è tutta gente di fuori che è venuta, non so perché non devono capire che bisogna amministrare un paese già di per sé in difficoltà, perché quando c'è un commissario si sa che la situazione non è rosea. Quando arriva un commissario vuol dire che è una sconfitta di tutto il paese. Io ripeto, mi sono venuti a cercarmi dei gruppi di persone per vedere se riuscivo a formare almeno un gruppo di ragazzi, perché io ho come idea volevo soprattutto un rinnovo della classe dirigenziale, soprattutto da parte degli amministratori di Cardedu, perché a parte io che ho fatto un bel po' di legislature, gli altri sono tutti giovani.
tutti con delle idee nuove. Ho voluto, perché è importante adesso che Cardedo cambi pelle, ha bisogno di un cambiamento radicale di mentalità. Qual è il punto principale o i punti principali sui quali volete battere? Allora, abbiamo un grosso problema adesso della scuola. Primo problema da risolvere è il problema della scuola, perché abbiamo avuto dei problemi all'edificio scolastico dove ospitavano le medie e le elementari, purtroppo non è più agibile, quindi bisogna intervenire subito per cercare di mettere rimedio a questa situazione. Adesso tutti gli alunni di Cardedo sono in dei caseggiati di emergenza, ma bisogna subito risolvere questo problema. Poi c'è il problema del piano urbanistico, che siamo 20 anni che lo stiamo trascinando da una parte alla sempre la stessa, però non si riesce mai a concludere. E poi soprattutto adesso in questo momento un problema di decoro urbano, di sviluppo turistico e queste cose. E soprattutto cercare di armonizzare di nuovo il paese, di cercare di tornare a un clima tranquillo, un clima di un confronto politico sulle idee, sulle cose, senza guardare i partiti, senza guardare le cose. Questa è l'idea principale che abbiamo noi come lista adesso, che ci stiamo presentando con queste idee. Perfetto. Lei ha detto che l'altra lista civica che si era presentata era una lista civetta, una lista di persone. No, come mai? Assolutamente non una lista civetta. Io non ne sapevo niente, non condivido l'idea, perché se mi devo confrontare con la gente di Cardedo, del posto, perché non possono venire da fuori a risolvere, che i problemi neanche li sanno, perché tutti i problemi che ci sono qua in paese non li sanno, quindi non possono venire gente da Sassari, da Cagliari a fare che cosa. Si sono presentati poi la stessa lista anche in un altro comune, non lo so l'idea. Non percepisco. Vuole fare un appello ai suoi concittadini per andare a votare, perché bisogna appunto raggiungere il quorum? Allora, certo, un'idea è: devono capire che in questo momento di difficoltà c'è bisogno di metterci tutti insieme, di collaborare tutti. Io sarò aperto, come la gente che mi conosce, perché sa che io sono una persona aperta. Tutti i ragazzi che ho voluto dentro questo gruppo sono tutte delle persone selezionate e scelte perché sono persone tranquille. Oggi dobbiamo comunicare con tutti, dobbiamo saper ascoltare e soprattutto dobbiamo lavorare tutti insieme, perché questo è l'obiettivo, se vogliamo far riprendere almeno il motore a Cardedo, perché in questo momento il motore è fermo, c'è una situazione di quasi degrado. Chiarissimo. Grazie Marcello Vacca per essere intervenuto, le auguriamo buon lavoro. Grazie. Ecco, abbiamo sentito il candidato sindaco alle comunali di Cardedo, Marcello Vacca. Ha parlato di ricreare unità nel paese che attualmente manca. Ci sono una serie di obiettivi da raggiungere partendo dalla scuola. Ha parlato anche di PUC e di PUL. L'8 e il 9 giugno si terranno le elezioni a Cardedo, unico centro ogliastrino. Andiamo avanti ora con il nostro notiziario. Amelia Pirarva, il nuovo direttore della struttura area dipendenze patologiche dell'ASL Ogliastra. La psichiatra ha assunto la direzione di questo importante servizio dopo aver vinto il concorso Chiare Sardegna bandito per l'azienda sociosanitaria ogliastrina nei mesi scorsi. Pirarva, classe 1977, ogliastrina, laureata in medicina e chirurgia, specializzata in psichiatria. Qui in Ogliastra ho trovato un gruppo di lavoro con grandi competenze e professionalità, ha detto la dottoressa Pirarva. È evidente che esiste un importante lavoro pregresso. Il mio impegno sarà volto a garantire continuità con le attività svolte sino ad ora. La dottoressa Pirarva passa poi a spiegare quali saranno i suoi primi passi alla guida della struttura. Intendo implementare il lavoro di rete con gli altri servizi sociosanitari del territorio in un contesto operativo di coprogettazione. Inoltre, aggiunge, lavoreremo per potenziare il rapporto di collaborazione con i reparti ospedalieri, sempre nell'ottica di fornire al paziente con bisogni sanitari complessi un servizio di tipo integrato e interdisciplinare.
Andiamo avanti, passiamo ora a Talana perché è stato riaperto oggi al pubblico l'ufficio postale dopo la tentata rapina avvenuta nelle settimane scorse. Sono terminati gli interventi di ripristino della sede che si sono appunto resi necessari a seguito dell'evento criminoso accaduto lunedì 26 aprile. Ha riaperto regolarmente oggi al pubblico l'ufficio di via Vittorio Emanuele a Talana. Durante il periodo di interventi Poste aveva attivato uno sportello temporaneo presso la sede di Lozzorai. La sede di Talana è dotata di uno sportello che garantisce tutte le operazioni finanziarie e postali ed è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:20 alle 13:45. Lo fa sapere Poste Italiane, appunto, che comunica che ha riaperto al pubblico l'ufficio postale dopo la tentata rapina. Passiamo ora a Tortolì. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso intermedio di lingua sarda promosso nell'ambito del progetto Tortolì Genna Adesso Ogliastra, finanziato dalla Regione, attivato dallo sportello linguistico del comune di Tortolì. Il percorso formativo sarà curato dai docenti Alessandro Podda e Ivan Maroggiu. Durante le lezioni verranno insegnate le regole di scrittura del sardo e ci si focalizzerà sul linguaggio musicale e sulla terminologia degli strumenti tradizionali della Sardegna, con particolare attenzione al lessico dei slauneddas. Il corso prevede l'uso di materiali didattici digitali e multimediali, tra cui computer, proiettore e schede. Per iscriversi è necessario compilare un modulo sul sito del comune e inviarlo entro il 23 maggio. Il corso sarà gratuito, articolato in 12 lezioni e si terrà presso la biblioteca comunale. Chiudiamo con un evento. Il coro Sant'Anna di Tortolì compie 20 anni e festeggia con la musica questo importantissimo traguardo. Domenica 18 maggio alle 19:30 nella cattedrale di Sant'Andrea andrà in scena di Voci Venti, un concerto speciale che racchiude 2 decenni di emozioni, incontri e passione corale. Il maestro Gianpriamo Incollu guiderà il coro in questa serata ricca di significato. Un momento particolarmente emozionante sarà la partecipazione come ospite d'onore del maestro Paolo Flumini, che ha diretto il coro Sant'Anna fino al 2015. A impreziosire ulteriormente l'esibizione sarà la presenza di 2 artiste di grande talento, la polistrumentista Carol Mello e la violinista Manuela Lioi. Sarà un'occasione per ripercorrere 20 anni di storia musicale attraverso i brani più significativi che hanno accompagnato il nostro percorso. A dirlo è proprio il coro Sant'Anna alla guida del maestro Gianpriamo Incollu. L'evento di domenica 18 maggio alle 19:30 nella cattedrale di Sant'Andrea è patrocinato dal comune di Tortolì. Questo è tutto per oggi, noi torniamo come sempre domani con la nostra rassegna stampa, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera perché c'è nero su bianco con la nostra Giusy Ferreli, non mancate. Noi torniamo domani.